Ciao a tutti, noi siamo le Fadis Neris e state ascoltando Misteri dal Friul, la serie podcast che indaga sui delitti e i misteri del Friuli Venezia Giulia. Petricor, l'odore del nord-est, la storia del mostro di Udine. Episodio 2, sotto la pioggia. Eddie Sanson, dunque, si trova davanti a un vero e proprio cold case. Ci sono delle vittime, molte, c'è un modus operandi dietro i loro omicidi, ma non c'è né un colpevole né un movente. Bisogna quindi riaprire le indagini. L'arma del delitto, in tutti e 4 gli omicidi, sembra essere un taglierino, oppure un bisturi. Le vittime, secondo le ricostruzioni dei RIS e dei carabinieri, non sono state uccise esattamente dove i loro cadaveri sono stati ritrovati, poiché non c'è sangue nei dintorni del corpo. L'ipotesi più probabile è che, essendo prostitute, il mostro le abbia abbordate sul ciglio della strada, le abbia convinte a salire in macchina con lui e le abbia portate in campagna, lontano da tutti. Fingendosi un cliente, le ha poi fatte stendere sul sedile posteriore della macchina. Quando poi sarebbe dovuto iniziare l'atto sessuale, invece, avveniva il soffocamento, che serviva al mostro per stordire le vittime, trascinarle fuori dalla vettura e portare a termine il suo macabro piano. Nessuna vittima mostra segni di difesa. La morte, infatti, giungeva inaspettata quando, quello che sembrava essere solo l'ultimo cliente della serata, metteva loro le mani al collo e iniziava a premere togliendo loro il respiro. A questo punto, nell'istante in cui le vittime realizzavano che non ne sarebbero uscite vive quella notte, era già troppo tardi. Gridare di menarsi in aperta campagna è inutile, nessuno può sentirti, anche perché fuori è buio e piove. Già, piove sempre a dirotto quando il mostro colpisce, ed è sempre sabato sera. Torniamo un momento a quei tagli longitudinali sull'addome delle vittime. Quei tagli, eseguiti con rigore e precisione, fanno pensare agli inquirenti che ad infliggerli debba essere stato qualcuno che ha una certa dose di dimestichezza con le lame e i coltelli. Un macellaio magari, oppure un chirurgo. Le vittime sono tutte donne, si prostituivano per pagarsi la droga o avevano rapporti occasionali, come nel caso di Marina Lepre, bevevano ed erano solite fare l'autostop. Sembra che l'assassino nutra un odio nei confronti delle donne e soprattutto nei confronti di quelle dedite ai comportamenti giudicati moralmente sbagliati. Quasi che il suo compito sia quello di ripulire le strade dal disordine e gli animi dai vizi. Nelle notti di pioggia, il killer vaga alla ricerca di donne sole, sperdute, ubriache, e deve incutere loro una certa fiducia per farle salire a bordo della sua auto e condurle in aperta campagna a consumare il suo macabro rito. A poche ore dall'omicidio di Marina Lepre, Eddie Sanson e un suo collega tornano sulla scena del crimine. È notte e una volta arrivati sul luogo del ritrovamento del cadavere, accade loro qualcosa di del tutto inaspettato. Proprio dove qualche ora prima giaceva il corpo martoriato di Marina, ora c'è un uomo anziano, riverso a terra, ha le braccia sollevate verso il cielo e implora perdono. I carabinieri sono sbigottiti. Domandano all'uomo un documento. Balza subito agli occhi di Eddie Sanson la dicitura medico, chirurgo. Quest'uomo misterioso desta i sospetti dei 2 carabinieri. Cosa ci faceva nel luogo del delitto in piena notte? E soprattutto, come poteva sapere del delitto se la stampa non ne aveva ancora parlato? L'uomo su cui dirigere le indagini è lui,
Sconosciuto dal direttore dell'ospedale psichiatrico di Udine, l'uomo soffre di disturbi mentali e ha sviluppato un vero e proprio odio nei confronti delle donne, in primis verso colei che lo ha messo al mondo, sua madre. Si era specializzato in ostetricia, ma non aveva mai esercitato la professione. È doveroso ricordare che fino agli anni 70 i tagli cesarei insegnati nelle università di medicina erano verticali, proprio come quelli rinvenuti sui cadaveri delle donne uccise. A consegnare agli inquirenti una descrizione ancora più dettagliata dell'individuo è una donna che testimonia di aver visto il medico impegnato in atteggiamenti inusuali. Da giovane, infatti, aveva fatto la cameriera assieme al chirurgo e a seguito delle continue lamentele del titolare del locale in merito alla sparizione di tovaglie, aveva deciso di seguirlo di nascosto e l'aveva visto chinato a terra, impegnato a incidere dei tagli longitudinali lungo le tovaglie, con l'utilizzo di una lama molto sottile e affilata, probabilmente un bisturi. I carabinieri, dunque, decidono di perquisire casa del chirurgo, che vive con il fratello avvocato, il quale non permette loro nemmeno di varcare la soglia, poiché sprovvisti di mandato. Il maresciallo, però, riesce a ottenere il permesso dalla procura di intercettare il telefono del chirurgo e di suo fratello, e dopo mesi di ascolto, alla fine una telefonata cattura l'attenzione dei carabinieri. Una donna e l'avvocato stanno parlando del più e del meno, e quando la donna gli chiede come stia, lui risponde di aver passato una notte insonne a causa del fratello, poiché pioveva e nelle notti di pioggia l'uomo diventava isterico, violento, ingestibile, poiché voleva a tutti i costi uscire. L'avvocato dunque l'aveva a fatica chiuso nella sua stanza. A gelare il sangue dei carabinieri all'ascolto è l'ultima frase pronunciata dal fratello prima di chiudere la telefonata. Lo sai che quando piove devo stare attento e controllare mio fratello molto di più. Questo secondo episodio vi è stato raccontato da Elena Spagnolo. Podcast realizzato dalle Fadis Neris. Scritto da Beatrice Del Zotto. Montaggio a cura di Asia Zano ed Elena Spagnolo. Regia di Asia Zano ed Elena Spagnolo. Introduzione musicale a cura di Sara Santoro. Un ringraziamento a Dario De Santis e Alexander Edward, in coproduzione con il Digital Storytelling Lab, Università degli Studi di Udine.